sparsa qua e là per dare questo messaggio. Cosa vuole che sia questa vita, insomma, non ci fa mancare nulla. Giovanni Del Ben è un medico, un anatomopatologo ed un nostro opinionista dal punto di vista della sanità. I consueti suoi 2 minuti. Allora, rapidamente questa sera, buonasera a tutti. Allora, a 80 anni, quando uno compie 80 anni, come regalo di compleanno gli arriva la comunicazione che da quel momento non può più guidare. Può guidare ancora per altri 2 anni se va alla commissione medica patenti. Ovviamente questa per i pordenonesi e al Bronx. Sappiamo che il tempo d'attesa è di 2-3 mesi per questa attività. Arrivando anche agli ottantenni c'è il pericolo che queste liste d'attesa diventino troppo lunghe. La commissione è molto più pignola rispetto che al singolo medico che fa il rinnovo della patente e di solito chiedono alcuni accertamenti, fra questi accertamenti ragionevolmente anche la visita oculistica, uno di quegli aspetti per i quali le liste di attesa sono non solo lunghe ma anche troppo lunghe. Si parla di 111 giorni per l'azienda 6, ultima comunicazione della regione. Allora parlatene ottantenni con i medici di medicina generale perché vi preparino per andare a fare questa visita. È giusto o no che a 80 anni, 82 anni finisca la patente? Se noi pensassimo a Umberto Veronesi, Benedetto XV, Giorgio Napolitano, Donna Assunta Almirante per par condicio, diciamo che sono 82 anni in ottime condizioni, sani e attivi. Si vedrebbero bene ancora con la patente, ma ancora attivo è, grazie, se vi passate la fotografia, a Pordenone l'ingegner Mario Sist, che voglio ricordare per i suoi 90 anni che compie il primo di ottobre e che è stato per noi pordenonesi fondatore della Pro Pordenone e per 10 anni presidente di questo, ha lasciato la sua casa natale al comune di Pordenone perché va in piazza a valle ed è un imprenditore della sanità che da 45 anni è presidente della casa di cura Policlinico San Giorgio che ancora guida con molta attività. E allora all'ingegner Sist auguriamo buon compleanno da parte dei pordenonesi che lavorano per una sanità di alta qualità. Grazie al nostro ovviamente amico Giovanni Del Ben, medico anatomopatologo. Ovviamente io gli auguri li farò il 1° di ottobre perché ho scritto 4-5 insomma frasi che si adattano a questo ingegnere che ha fatto tanto, se non tantissimo, per la città, per il Friuli Venezia Giulia. Ne parleremo. Per intanto